Pronto, buonasera, con chi siamo in linea? Pronto, buonasera, sono Santino. Io vorrei Ciao. farvi invece due domande. Ma secondo voi ormai è partita la caccia contro Zamparini? Ormai chiunque parla sempre contro Zamparini, qualunque sia la sua scelta. Sono d'accordo con chi ha detto in studio che secondo me è arrivato il momento di fare un po' pulizia in questa società. Non credete che molte scelte sbagliate sono state prese dai collaboratori di Zamparini? Ovvero si dice che Zamparini non spende, si dice che Zamparini non investe in più, ma avete visto quanti giocatori sono arrivati a costi allucinanti? Barreto 5 milioni di euro, Muñoz 4 milioni di euro, quando per esempio a Catania con la metà della metà sono arrivati Lodi e Almiron che hanno fatto un centrocampo. Lasciamo stare questo, un'altra domanda: ma secondo voi in questo momento il pubblico di Palermo, la tifoseria di Palermo è da Serie A? Cioè mi domando, dopo anni bellissimi che abbiamo passato, è giusto abbandonare la squadra proprio in questo momento? Dove sono i 40.000 di Roma? Ultimi 5. Basta, volevo dire questo, ero curioso di sapere il vostro pensiero, grazie. Sui 40.000, la favola di Roma, io l'ho sempre ripetuto, mi è capitato ai noi e purtroppo di scoprire che di quei 40.000 magari tantissimi l'anno prima erano con la sciarpa del Palermo all'Olimpico a tifare Palermo e l'anno dopo erano con la sciarpa della Juventus, le stesse persone a tifare Juventus contro il Napoli. Questa è la mia considerazione sui 40.000 di Roma. E forse, altra amara riflessione, quando si stava in Serie C, visto che tante volte si dice si stava meglio quando si stava in Serie C, io ricordo che quando arrivavano nel tabellone dello stadio i risultati della Serie A c'era gente, nonostante i 30.000 che tifavano Palermo, che comunque esultava al gol della Juventus, alla vittoria del Milan e dell'Inter. Forse era più facile quando si era in Serie C tifare Palermo, perché eravamo su due pianeti diversi, perché tanto c'era sempre o la Juventus o l'Inter o il Milan da mare. Salvatore, postilla e pubblicità. La prossima Sì? trasmissione, assolutamente. E l'appartenenza è un fatto di cultura. Chiediamoci che cosa abbia fatto il Palermo per cambiare la cultura, non i risultati.